Bentrovati. Prima che Renzi e i suoi ministri giurassero sulla Costituzione, alcuni amici mi avevano chiesto un giudizio sul nascente governo. Lasciando da parte il metodo usato da Renzi per scalzare Letta, che sappiamo non è stato il massimo dell'eleganza sia istituzionale che umana, la mia risposta è stata semplice e chiara. Se le notizie che leggiamo sono vere e al Ministero della Giustizia si insedia Nicola Gratteri, questo governo potrebbe essere davvero un governo di svolta che potrebbe portarci fuori dal pantano in cui ci troviamo. Purtroppo devo constatare che non è così, anche questo nuovo governo è nato sotto la regia di Re Giorgio e sarà quindi uguale in negativo agli ultimi. Infatti, degli emissari di Renzi il pomeriggio, prima che il precedente incaricato salisse al Quirinale per presentare la lista dei nomi a Napolitano, avevano avvertito il pubblico ministero calabrese di tenersi pronto in quanto inserito nella lista come ministro della giustizia. Per cui in quelle ore la nomina di Nicola Gratteri alla giustizia era data per certa. Poi, come sappiamo, nelle oltre 2 ore di colloquio con il Presidente della Repubblica, il nome di Gratteri è stato depennato e al suo posto è stato inserito quello di Andrea Orlando. Secondo ricostruzioni giornalistiche molto attendibili del Fatto Quotidiano, è stato il Presidente della Repubblica in persona a negare la sua nomina in quanto, così ha giustificato il suo diniego, non accetta un magistrato in servizio come guardiasigilli. Ma noi sappiamo che Napolitano aveva già dato l'ok a Nitto Palma come Ministro della Giustizia in un passato governo Berlusconi e, come Gratteri, anche Nitto Palma era un pubblico ministero in servizio che si dimise dalla magistratura prima di giurare da ministro. Scrive Travaglio su questo retroscena: la regola non scritta che vieterebbe un magistrato alla giustizia fa ridere i polli. Il magistrato è un pubblico funzionario formato alla cultura della legalità e della imparzialità, sia che faccia il giudice sia che faccia il pubblico ministero. Lavora al servizio dello Stato, cioè di tutti i cittadini, diversamente dall'avvocato che svolge funzione di parte difendendo chi lo sceglie e lo paga. Ora, se è normale che gli avvocati diventino ministri della giustizia senza nemmeno l'obbligo di interrompere l'attività forense, nella Seconda Repubblica abbiamo avuto Biondi, Flick, Alfano e Severino, a maggior ragione dovrebbe esserlo per i magistrati che hanno l'obbligo di porsi in aspettativa. Dunque, quali sono i problemi? Quali problemi creava Gratteri? Molto probabilmente, questo è il mio pensiero, Gratteri avrebbe fatto funzionare la giustizia per davvero, per cui sarebbe stato un ministro pericoloso per quella casta padrona corrotta che tiene al guinzaglio questa Repubblica delle banane. L'ho detto e l'ho scritto innumerevoli volte, questo Paese ha un disperato bisogno di legalità e giustizia e Nicola Gratteri sarebbe stato un ministro guardasigilli adatto a raggiungere questo scopo. A presa diretta il programma di Riccardo Iacona, in cui era ospite, alla domanda del giornalista: se la chiamassero a fare il ministro della giustizia, lei come risponderebbe? Gratteri ha così risposto: se mi dessero carta bianca risponderei di sì. Per cui la logica ci dice che Renzi, quando gli propose di fare il ministro, gli avesse dato delle garanzie di massima libertà sulle riforme, altrimenti non avrebbe accettato. Nell'Isola di giovedì scorso avevo parlato della corruzione ormai endemica nel nostro paese, ma che rimane praticamente impunita. Nell'ultimo Espresso c'è un'inchiesta su questo argomento con dei dati statistici, numeri che fanno rabbrividire. Ad esempio, sapete quanti cittadini in Italia sono attualmente in carcere per corruzione? 11, sono 11, e per peculato 46, e per abuso in atti d'ufficio 27. Ed in Germania quanti sono in prigione per reati finanziari come l'evasione fiscale? 8.600. Sapete quanti lo sono in Italia per evasione e frode fiscale? 168. Questi numeri ci dicono che o la Germania ha una classe dirigente, i famosi colletti bianchi di criminali incalliti, oppure in Italia i farabutti che rubano allo Stato e quindi a tutti i cittadini sono tra di noi liberi ed impuniti. Credo che verrete con me che la seconda ipotesi sia quella più aderente alla realtà dei fatti. Per cui, per ritornare alla mancata nomina di Gratteri a Ministro della Giustizia, evidentemente qualcuno non vuole che in Italia ci sia finalmente più giustizia e legalità. Evidentemente la casta padrona corrotta vuole che questo andazzo banditesco continui ancora, mantenendo la loro impunità grazie alle leggi emanate a questo scopo in questi 2 decenni. Ma ormai siamo alla resa dei conti, l'Italia e gli italiani sono allo stremo e senza una giustizia giusta che funzioni, come già detto in passato, non potrà esserci
esserci un futuro decente per il nostro Paese, sia governi Renzi o qualcun altro. Ci rivediamo giovedì prossimo.